Invisible Man. Pensavate di farla senza di me? Mi ero assentato, è partita la sigla, ero in toilette, è vero? Amici sportivi di Scratch, benvenuti per questa puntatona. Oggi si parla di cose eccezionali, di ciclismo, un applausino, dai, bello. Siccome siete in tanti, ci prepariamo un po' più forte. Allora, parleremo chiaramente della seconda prova del Gran Premio Comunità Montana del Brenta, che ha visto Pove interprete, ma anche dell'ottavo Gran Premio Fizik per giovanissimi. Ringrazio tutti coloro che mi mandano messaggi di solidarietà, che noi parliamo dei giovani, ma state attenti, se non parliamo dei giovani, alla fine sto ciclismo qua, tra qualche anno, non lo raccontiamo più, per cui vogliamo raccontarlo proprio e cercare di incentivarlo proprio dalla tenera età, dai 7 ai 12 anni, che la cosa non guasta. Un applauso a Franco Tessarolo che è qua, dai. Ciao Franco. Pove del Grappa, oggi ci va di lusso, il sindaco e il vice sindaco. Un applauso a Orio Mocellin e a Paolo Gobbato. Siccome è un uomo d'onore, ha detto che lui veniva anche oggi e sarebbe stato qua, un applauso anche a Guerrino Polo. E di conserva a Francesco Cecchin, che è il vicepresidente del comitato regionale, anzi provinciale, ti ho alzato di grado, dai. Un applauso a Francesco Cecchin. Francesco, una domanda al Pepe Verde. Sì. Ma, scusa, io guardavo sui social network, ma ci sono due comitati provinciali o sbaglio io? No, sempre uno. Ma mi pare di aver visto due con lo stesso marchio, oppure faccio una gran confusione? No, c'è un solo marchio con scritto comitato provinciale di Vicenza. Ah, ecco, se devo stare attento. Ma no, perché mi sembrava uguale, identico. Cambierà qualcosa la scritta? Non lo so. Non è che ci sono anche la concorrenza in casa sulla vita politica? Ma no, noi andiamo avanti per la nostra strada. Beh, insomma, la vostra strada sta andando avanti benino, credo. Benissimo, no? direi. Vedo che anche Luigi Comacchio, insomma... È un grande. È un grande, non c'è dubbio su questo. È partito questo. la chetichella, però si sta dimostrando... Sta facendo il suo lavoro perfettamente, in modo egregio. Sono contento. Beh, BC Sport, ieri è andata benino con il Gran Premio Comunità Montana. Voi state veramente andando alla stragrande quest'anno. Beh, non lo so, qua bisogna chiederlo ai direttori sportivi, a Graziano. Io ho visto solo gli ultimi 3 giri di Pove. Mi sembra che sono andati bene. Che percorso è stato secondo te? Beh, il percorso lo conosco già da anni, il percorso è meraviglioso, durissimo, secondo la mia idea. Dopo dipende tutto dai ragazzi che sono in gara. Comunque ieri ho visto gli ultimi 3 giri, ma ho visto un'andatura forsennata. Di questo volevo parlare. Allora, ci sono scappati via. Allora, Franco, tu eri in cronaca là. Sì. Pronti e via. Sono partiti veramente a... Sì, ci hanno ammazzato subito non le 6 diciamo chi ha vinto, adesso vedremo la cronaca. No, va bene, poi la vedremo. Ci hanno ammazzato subito le 6 ragazze che erano partite in prima fila, tra le quali anche la Sharon De Vicari, che guarda caso ha militato fino alla G6 proprio alla BC Sport e adesso corre con una società dell'Alto Adige con la Meldespec. E ce le hanno proprio distrutte già i primi giri, perché pronti via, la media è altissima. E poi questo strappo che abbiamo ricavato, mi sembra già qualche anno fa sì. Con Via Canova, se non ricordo male, è vero sindaco, Via Canova 12 volte, è uno strappo breve però molto insidioso, e a ripassarlo 12 volte abbiamo visto che dei 121 atleti che sono partiti ne sono giunti poi a tragarlo poco più di una quarantina. Ma poi parlando di Pove del Grappa, che è l'ultima delle reduci del Gran Premio Comunità Montana, in qualche maniera gli organizzatori hanno ottemperato lo stesso, creando lo stesso un bel calendario che sia piacevole intanto per i ragazzi e poi soprattutto piacevole anche per chi ci ospita volentieri, perché se no non ha senso fare il Gran Premio. Il Gran Premio ha raccontato un po' la storia, vero Cecchin, in questi anni della Valle del Brenta, l'ha portata anche a conoscenza, fa piacere che ci siano oggi quelli di Pove. Però diciamo che la Valle... molte tappe sono sparite perché raccontava la storia vallata veramente. Vabbè, pazienza. Pove del Grappa. Allora Orio, voi ci avete ospitato, tanto un plauso perché
chi apre lo sport nelle amministrazioni oggi per me è un autentico eroe. Credo che i ragazzi se lo meritino, basta vedere che cominciano da piccoli, fanno sacrifici, è uno sport dove devono dare il massimo se vogliono arrivare e hai visto come partono, quindi anche se io giustifico il comportamento dei miei colleghi perché stiamo vivendo momenti difficili e anche i 1.000 euro, i 1.500 non si pensa, ma possono servire nella scuola e in altri settori dove puoi fare molte cose. Quindi... È dall'alto che forse a pioggia dovrebbe capire che le cose sono diverse, perché se dall'alto non riusciamo a far capire l'importanza dello sport, allora ci giochiamo pure il Rinascimento italiano. Mi spiego meglio, Paolo, nel senso che io ho visto a Pove che state facendo dei lavori dove create una piccola cittadella dello sport, quello che ho capito, con 2 campi da tennis, un campo da beach volley, e insomma una struttura che riesce comunque ad affascinare anche coloro che vengono a Pove, non soltanto per farsi il giretto, ma proprio per sostanzialmente restare qualche ora nel divertimento. Facciamo un passo indietro. La civiltà di Roma ha iniziato ad occupare la civis, le grandi città, proprio con la cultura, no? Arrivavano i romani e cosa facevano? Mettevano le città, all'interno delle città c'erano i teatri, c'erano gli impianti sportivi, perché creavano comunque la civiltà romana che abbiamo esportato fino al Medioevo. Poi il Rinascimento ha ripreso sempre con lo stesso procedimento, creare degli spazi nelle città dove fossero e avessero una funzionalità per la società. Quello che oggi credo noi stiamo perdendo, il nostro Medioevo attuale è quello che penso, tra virgolette, che criticano chi fa delle cose per la città importanti, mentre non sanno che dietro alla televisione abbiamo delle pubblicità di videogiochi, di giochi di azzardo, stiamo impoverendo la società debole di questa povera Italia, perché stanno giocando d'azzardo tutti coloro che hanno poche speranze, e quindi io credo che sia importante quello che state facendo, scusami la filippica, credo che sia importante, e chi non è d'accordo secondo me è un po' barbaro. Beh, speriamo che il periodo dei barbari, anche dei barbari del dopoguerra, sia finito e cominci un nuovo rinascimento. Noi nel nostro piccolo abbiamo approfittato di un finanziamento regionale per sistemare quella parte di impianti sportivi, creando una piccola cittadella dello sport, una piccola struttura polivalente, sistemando i 2 campi da tennis e il campo da beach, aggiungendoci un altro campo da calcio polivalente, un calcetto polivalente. Di fianco c'è anche lo spazio per il pallacanestro che abbiamo sistemato lo scorso anno, in più ci aggiungiamo anche una piccola passeggiata, rimettiamo a posto anche i lampioni, c'è il bar, dovrebbe diventare una piccola cittadella dello sport, del tempo libero, che aggreghi che colga le persone, non solo di Pove, sindaco. Al campo da calcio, che abbiamo una bella struttura, e anche alle giostrine, alle cose per i più piccoli, cioè non abbiamo trascurato nessuno. Quindi... No, Franco, questi sono imbecilli. No, diciamo una cosa, che una società che non investe in primis sulla cultura e sullo sport è una società che non ha futuro. È spacciata, un applauso per e lo dimostra. È spacciata. Allora, ovviamente faccio riferimento a quelle persone che tu citavi prima, cioè i nostri politici dall'alto, perché se a pioggia io capisco tutti gli sforzi che stanno facendo gli amministratori dei nostri comuni per riuscire a dare il più possibile i servizi ai cittadini, ma caro sindaco, se noi non investiamo in questi ragazzi che prima di tutto stanno facendo dello sano sport, costruiscono un fisico più sano, e quindi forse in futuro non dovrebbe intervenire con la sanità su questi ragazzi, stanno lontani da cose dai vari pericoli. Se non investiamo qui, che futuro abbiamo? Ma io credo che la finalità era proprio questa, quando dicevo prima che i ragazzi lo meritano, purtroppo dall'alto spesso finanziano progetti che magari servono a poco, no? E se ci lasciassero, diciamo, decidere noi dove poter chiedere e ottenere qualcosa, i paesi andrebbero meglio. Facendo un passo indietro, tra poco diamo la linea alla cronaca proprio di Pove del Grappa, pensate soltanto che... No, Pozzoleone, scusate, Pozzoleone, allora prima Pozzoleone e poi dopo Pove del Grappa, mi sono sbagliato, scusate, perdonate. Allora, però per chiudere il discorso
Che pensate che allora dite, sui giochi d'azzardo c'è un patrimonio che sta entrando nelle casse non dello Stato, dei poveri cittadini che si stanno martoriando, lo Stato ci guadagna soltanto l'8%, cioè una miseria. Mi piacerebbe capire chi guadagna veramente su queste slot machine. E allora se cominciamo a pensare che forse il mattone sarà diventato un bene per pochi oppure non è più affascinante per coloro che vogliono investire sul mattone, ma stiamo investendo sul gioco d'azzardo dove la malavita la sta facendo da padrona. E allora la malavita sta mettendo mano sui nostri figli e sulle persone che hanno meno agio di altri, quelle persone che sono disoccupate e che pensano che con il gioco possano risolvere il loro problema. Questo non va bene, noi lo reclamiamo, noi lo diciamo, viva lo sport e continuiamo a fare sport. E un po' di rinascimento ve lo diamo con questa piccola gara a Pozzoleone, dove ci sono stati tanti bambini dai 7 ai 12 anni che hanno un unico diritto, quello di fare sport alla facciazza di quelli che non ci credono, di fare sport per poter crescere esattamente come è giusto che possano crescere. Andiamo avanti con le immagini. Scusa Gianni. Porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. Siamo a Pozzoleone per il gruppo ciclistico Montegrappa alle prese con l'8º Gran Premio SL-FIZIC. Se vuol dire questa è una gara chiaramente votata al ciclismo giovanile G1, G6. Vediamo i piccoli partecipanti alla misurazione dei rapporti, vediamo che qua abbiamo nel G1 maschile parecchi corridori, 2 delle femminili, vediamo Erika Antoniole, Tiziani Eleonora, mentre per quanto riguarda i maschietti abbiamo Antoni Filippo, Stefani Cremasco Baio, Munari, Caretta Gollin, Heizer Jai, poi abbiamo Mion, Marcato, Gabriele e Pasin, tutto è pronto per il loro primo giro. Stiamo imparando anche a conoscere questi ragazzi, stiamo anche imparando a conoscere le famiglie e insomma questo va molto bene per quanto riguarda la sopravvivenza di questo ciclismo, che temo sia veramente messa a dura prova dalle contingenze e quindi non va bene. Noi dobbiamo cercare di stare vicino a questi organizzatori, cercare di dare una mano perché se no veramente si toglie una parte importante per la crescita dei giovani. Vediamo con quel bel piglio i G1 che partono alla grande. Lì davanti ci sono i soliti noti, abbiamo già visto in 3 puntate che sono sempre i Cremasco Giovanni e Veloce Bassano 1892, ma anche la Rotogal Espe, una squadra questa votata al ciclismo giovanile già da tantissimi anni, e vince proprio Matteo Carretta, Guadense Rotogal insieme a Munari e Lia della stessa squadra. Cremasco Giovanni, Veloce Club Bassano 1892, al terzo posto Stefani Francesco Azzeragi Denis della Bici Sport al quinto. Per quanto riguarda le femminucce abbiamo Antoniol Erika al primo posto e Tiziani Eleonora al secondo, le vediamo tra pochissimo che si ben comportano in questa piccola gara dedicata ai G1. Adesso andiamo già con la categoria G2. G2 vuol dire già ragazzini un po' più grandi. E qui abbiamo Lorenzo Marcon della dilettantistica Fonzaso, poi abbiamo Alessandro Fontana, CF Lorenzo, Simioni Samuele, Tessarolo Tommaso, De Marchi Andrea della Carraro, Cavalli Alberto, Ceresara Parise, Moroni, Segalin, Menin, Favero. Intanto sono partite le femminucce, Lunardon Cristian e Lunardon Leonardo. Per quanto riguarda appunto le femminucce, Desiree Perer, Lucia Strozzo, Nicoletta Zein, Anna Zanin e Gloria Raccani. E intanto questi sono atleti che si gustano anche lo spettacolo dei loro colleghi ciclisti, e qua vediamo già una femminuccia lì davanti nella pancia del gruppo. Chiaramente non si può pretendere tattiche esasperate a questi livelli, stanno giocando e quindi poco importa chi arriva prima, ma invece è molto importante che ci siano delle brave persone che hanno voglia di organizzare queste manifestazioni. Togliersi dai riflettori dei grandi momenti di ciclismo e professionistico e calarli un po' in quello che è veramente la base, la vera verità del ciclismo. Eccoli qua, abbiamo
Per quanto riguarda gli uomini, Christian Lunardon, De Marchi Andrea al secondo posto, Tommaso Moroni al terzo, Fontana Alessandro al quarto e Lunardon Leonardo al quinto. Per quanto concerne invece le G2 femminucce, abbiamo Gloria Raccani, ciclismo Piovene Rocchette Rampon, Cavi Carraro Sandrigo Sport con 2 esponenti, Lucia Strozzo, Nicoletta Zen, Lievole Detersivi con Anna Zanin e dilettantistica Fonzaso Desiree Perer, che chiude il lotto delle piazzate con la categoria G2 femminile. Vediamo tutta la strada coperta in ogni angolo, in ogni incrocio, chiusa completamente al traffico, come è giusto che sia per queste categorie, perché giustamente bisogna dare la sicurezza come primo comandamento. G3, quindi abbiamo anche tanti, abbiamo Minella, Gasparella, Grendene, Santa Caterina, Baldan, Cabrelle, Fascinato, Musci, Venturini, Zolin Modinelli, poi abbiamo Bertola, Priori, Migliorini, Tiziani Alessandro, Basso, D'Urso, Nardi, Settin, Zanon, Simonetto e Dalla Caminà Nicola. Poi abbiamo le donne, Michelazzo Emma, Bars Lisa, Lazzari Giulia e Cornale Caterina del Veloce Club Schio, insieme a altre squadre, Coppi, Montecchio, il Lievore, e intanto abbiamo visto patron Bruno De Marchi, il nostro grande amico di tanti anni, di tante battaglie, abbiamo la Sossano Cicli, la dilettantistica UC Mirano, la scuola di ciclismo Alto Vicentino, insomma sono tante le società che portano tanti atleti a correre. Abbiamo detto categoria G3 maschile e femminile, andiamo a vedere, questi sono già più giri che comportano a questa età, sono già dai bambini che vanno dagli 8 poi ai 9 anni, se le danno di santa ragione, vediamo con quale piglio, con quale grinta stanno anche in bicicletta e con quale anche maestria, vediamo man mano che vanno avanti gli anni come è importante, come stanno bene sulla bicicletta. Bravissimo, è bravissimo veramente Eric Zanon del Veloce Club Bassano 1892 che si impone su Giovanni Grendele, poi abbiamo Gabriele Manuel della Mirano, Simonetto Gabriele e Tiziani Alessandro. Questi chiudono i primi 5. Per quanto riguarda le G3 femminile abbiamo Caterina Cornale, Veloce Club Schio 1902, poi abbiamo Giulia Lazzari, Fausto Coppi, Michelazzo Emma e Bars Lisa. Questi chiudono il lotto delle concorrenti e dei concorrenti. Andiamo con la categoria G4, qua abbiamo veramente un bel lotto di donne, perché pur essendo pochi corridori sono 18, però 5 sono femminucce, quindi sono Virginia Bortoli, Veronica Simioni, Clara Calsamiglia, Trento Beatrice e Dalligna Ilaria. Quasi tutto pronto per la partenza. Andiamo con gli uomini, abbiamo Bruttomesso Alberto, Eros Simonetto dal Santo Filippo, Niccolò Chemello, Favero Giovanni, Mattia De Polli, Del Miglio Fabio, Mirko Del Miglio, Cavalli Stefano, Alessandro Cola, Mattesco Nicola, Samuele Mion e Zancanaro Thomas. Sono partiti nella zona diciamo più protetta di Pozzo Leone, vediamo anche queste bellissime mura che in pratica costeggiano parte del circuito ricavato da questa zona bellissima del Veneto. Chiaramente anche qua vediamo qualche buchetta, va bene, ma questi sono ragazzi svegli, sono tanto svegli, sono più svegli degli adulti e di tanti presentatori, sanno evitare le buche, come sanno evitare poi i pericoli della vita questi ragazzi che sanno andare in bicicletta e che andranno in bicicletta. Noi glielo auguriamo e ricordiamo sempre che il ciclismo è uno sport molto pulito, veramente bello. Ci sono i pirlotti, ma insomma noi facciamo finta di niente, li denunciamo quando è il momento e invece gioiamo quando in questo momento della categoria G4 vince Stefano Cavalli su Alberto Bruttomesso, Mirko Dal Miglio e poi Fabio Dal Miglio e Samuele Mion. Pensate, Veloce Club Bassano in 3 nei primi 5, poi Veloce Club Schio e Mirano al quinto posto. Per quanto concerne le parietà femminile abbiamo Virginia Bortoli al primo posto, abbiamo Clara Calsamiglia, Dalligna Ilaria del Veloce Club Città di Marostica e Veronica Simioni
della BC Sport. Qui abbiamo invece la categoria G5, ne abbiamo veramente un bellotto di partenti, 35, anche una bella flotta di ragazze, Anna Brandalise, Alessia Bertolini, Serena Venturini, Giorgia Campesan, Irene Affollati, Erika Cremasco e Bevilacqua Angela. Per quanto riguarda gli uomini abbiamo Buttigliero Samuel, Filippo Pasa, Bortolotto Davide, Nicola Chiminello, Fagionato Pietro, Drailon Harzerai, poi Scannagatta Giovanni, Andrea Tellatin, Battaglin Nicola, Nicola Bernardi, Strozzo Andrea, Busatto Francesco, Giovanni Mocellin, Balbo Filippo, Matteo Broggian, Frison Gianluca, Gazzetto Davide Nicola, Cavaletto Matteo, Finamoni Nicolò, Morbiato Marco, Filippo Stocco, Veggian Francesco, Davide De Pretto, poi abbiamo Alessandro Favero, Giovanni Forte, Matteo Sartori, Cornale Giovanni. E chiude i maschietti con Filippo Manea, e qua vediamo che vanno via come delle fucilate, vediamo sono già più scafati a questa età, lo abbiamo detto tante volte, il prossimo anno insomma faranno G6, ma sono già là pronti per essere buttati in gare importanti. Vediamo, va via la prima fuga, poi ci sono gli inseguitori, qua vediamo del Mirano una ragazzina leggermente attardata, però non è un problema, ha tempo anche di recuperare. Abbiamo detto come stanno andando molto bene, abbiamo visto proprio Venturini Serena che era tra i maschietti, invece qua la volata dei G5 si impone su tutti Giovanni Scannagatta del BC Sport, poi abbiamo Davide De Pretto della Scuola Ciclismo Piovene Rocchette Rampon, Nicola Battaglin, Fagionato Pietro e Filippo Manea, Veloce Club Schio 1902. Per quanto riguarda le femminucce, Erika Cremasco vince del Veloce Club Bassano 1892 su Venturini Serena del Mirano. Brandalise Anna e Bertolini Alessia terza e quarta, Angela Bevilacqua chiude al quinto posto del Veloce Club Città di Marostica. Chiudiamo con l'ultima gara, categoria G6, e qua veramente è bello raccontarle queste gare, perché con la categoria G6 abbiamo già detto tante volte, e questi poi il prossimo anno saranno esordienti, vanno già in pista, insomma abbiamo visto Beatrice Rossi lì nelle prime file del Veloce Club Bassano 1892 che sta facendo molto bene quest'anno rispetto agli altri anni. Sarà che le cose sono cambiate in casa del Veloce Club Bassano 1892, però c'è una coesione veramente che non ho mai visto, sono veramente tutti ragazzi uniti e stanno facendo grandi risultati, visto e considerato che poi andremo a vedere anche la classifica finale per quanto concerne le squadre, e avremo la seconda sorpresa perché già replica il Bassano alla volta scorsa, che si impone con tanti ragazzini e già al primo posto quasi intoccabile, perché anche se dovesse perdere completamente questa gara ha dei punteggi talmente alti che sicuramente le consegneranno questo trofeo Fizic proprio al Veloce Club Bassano 1892. Abbiamo visto Noemi Cecconello, CF Natascia, Vittoria Berta, Asia Milani, Sofia Zamperetti, Rossi Beatrice. Abbiamo visto anche tanti maschietti della G6, abbiamo anche Pertile Andrea che sono lì davanti, che stanno facendo la gara insieme a Carietta Riccardo della Guadense Rotogal, due maidomi della BC Sport, Nicola Campagnaro, Alessio Elia, e intanto vediamo un esordiente, grande Cipriano Chemello, non ci fosse bisognerebbe inventarlo, lui è proprio un esordiente, lui è ancora un allievo, ha una passione nel cuore che soltanto lui ce l'ha, è incredibile, conserviamoli questi personaggi qua, perché sono quelle persone che io è 30 anni che racconto il ciclismo, ma questi sono da molti più anni, io ero giovane, già li vedevo anziani, pensate voi, no per questo, ma ha degli anni, se li tiene troppo bene Cipriano Chemello, ed è sempre vicino ai ragazzini, li vede crescere, già capisce chi è che ha il piglio del professionista o quello che ha il piglio di poter fare anche grandi cose nelle categorie superiori a queste. G6 una bellissima volata lunghissima di questo ragazzo che sarà della BC Sport, mi pare sia Nicola Campagnaro, ma lì è la Guadense Rotogal che tiene le file, sta facendo un grande lavoro tutta la squadra della Guadense. Invece vediamo gli alpini, tra poco li vedremo a Piacenza questo fine settimana, e vediamo volata veramente bellissima di Riccardo Carretta della Guadense Rotogal Espe, che vince su Nicola Campagnaro e BC Sport, Elia Alessio sempre della BC Sport. Poi abbiamo Scuola Ciclismo Alto Vicentino con Simone Raccani e Pertile Andrea Tincassola 2000. Per quanto riguarda le femminucce abbiamo Beatrice Rossi,
Sofia Zamperetti, quindi Veloce Calbassano 1892 con la Beatrice Rossi vince, Zamperetti Sofia Cycling Team Mainetti secondo posto, Vittoria Berta Veloce Città di Marostica al terzo, Milani Asia Bici Sport Noemi Cecconello al quinto e al sesto Natascia Sief. Andiamo con le classifiche di giornata, qua il premio vanno le società e intanto quante volte l'abbiamo detto, questo non succede in nessun altro sport. Io capisco che una passione possa a dire lo sport più bello del mondo, poi abbiamo la passione, no, guardate anche qua, il Veloce Calbassano con le biciclette tutte giuste, gli zaini precisi e poi la familiarità, la coesione, la voglia di stare insieme, un po' di pane soppressa, perché no, insomma si condividono. E allora c'era il detto una volta che non abbiamo mai mangiato assieme, mangiare è un fattore intimo che ci fa conoscere meglio e anche le divisioni vengono veramente bypassate senza nessun problema. Abbiamo detto premiazioni, Veloce Calbassano 1892 vince con 32 punti, Bici Sport al secondo posto con 19 a pari merito con la Guadense e Rotoga Lespe sempre 19, con 17 punti seguono Cavi Carraro Sandrigo Sport, Scuola Ciclismo Alto Vicentino, 13 abbiamo la dilettantistica Ucimirano con 10, insieme a 10 punti sempre il Veloce Caveschio 1902, Scuola Ciclismo Pione Rocchette Rampon 9, insieme alla dilettantistica Fonzaso, poi segue Coppi Montecchio con 5 punti, Chicken Team Mainetti 4, Lievole del Tersivi Villa Verla 4, Sossano Acli 3, Ciclotin Cassola 2000 1 punto. E qua vediamo tutti i premi per tutte le ragazzine e i ragazzini, ce n'è un po' per tutti. E anche questo è il bello del ciclismo, che nessuno viene lasciato dietro, certo che ci sono sempre quello che vince, che porta il punteggio, ma è giusto che sia così, a quest'età non guasta, l'importante è che i genitori si camomillino. Adesso di nuovo la linea in studio con questa bella panoramica e con queste belle produzioni. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Perché sono giovani. Allora io tante volte sento, perché poi dopo Scratch è nata 15 anni fa, oramai mi pare veramente una vita, e in questi anni noi, in 15 anni abbiamo sempre preferito il giovanile perché così era un investimento per gli anni a venire, e tant'è vero che il Gran Premio Comunità Montana del Brenta veramente ha sfornato tantissimi campioncini che oggi stanno lì al Giro d'Italia. Non ve li voglio citare perché sennò sarebbe quasi da sboroni, no? Ma Ossi, Moser, insomma, Baggio, Bandiera, Enrico Battaglin, Tiziano dell'Antonia. Non lo facciamo, anche se vorrei tanto farlo, perché abbiamo investito del tempo e oggi abbiamo fatto realizzare dei piccoli sogni con il contributo di tante altre società. Per cui si investe. Allora quelli che dicono ma i bambini non tirano, ma non fanno audience, a noi dell'audience non ce ne frega proprio niente. Quando questi ragazzini qua guardano le loro gare sono animati di un entusiasmo che è la benzina e il carburante per farli andare avanti. Allora io adesso con un giro di mano vorrei passare il microfono, che lo fai a staffetta, lo passiamo proprio a Eleonora Suelotto, perché lei è stata anche una grande campionessa, non lo dice, è lì alla chetichella, e oggi ti occupi dei ragazzi. Quanto entusiasmo hanno, soprattutto se ti ricordi quando tu hai fatto i tuoi sacrifici, perché hai corso parecchio. Sì, ho corso 13 anni, ho iniziato proprio con Guerino e avevo più o meno la loro età e loro hanno tantissimo entusiasmo davvero, e quando vado a casa a volte da allenamento, dopo averli allenati, sempre con l'aiuto di Massimo, Fabio e Matteo, vengo proprio a casa con entusiasmo e dico Madonna che bello. E poi dopo le donne hanno una marcia in più come allenatrici, secondo me. No, non lo so, bisognerebbe chiederlo. Beh, loro lo possiamo chiedere, se è brava fategli un applauso, se no no. Tu nella tua carriera hai fatto anche qualche tour. Sì, ho fatto nel 2009 ho fatto Giro d'Italia e il tour che per le donne sarebbe la Route de France, perché no, il tour è diverso. È sempre un tour, sì, comunque. L'ho fatto 2 volte, sì, ho partecipato. Insomma, hai 2 avuto volte. qualche soddisfazione. Sì. E come mai oggi ai ragazzi tu gli fai fare lo sport? Visto che lo sport del ciclismo è tartassato da tutti, come mai sei scema?
No, e questa è l'età più bella, dove uno si fa, secondo me è da questa età che uno diventa corridore, perché parte con l'entusiasmo, inizia a capire che la bici è divertimento, anche se è sacrificio, già alle loro età, loro già adesso riescono a percepire queste cose, secondo me. Qualche tempo fa, Striscia la Notizia, noi abbiamo fatto una chiusura proprio 2 settimane fa, hanno detto che anche se le buche non erano riparate in una tappa che vedeva Interprete della Puglia, tanto sono drogati non le vedono. Tu come l'hai respirata quella cosa là? Dentro per un orecchio, fuori per un altro. Beh, io gli farei anche una pernacchia, fategli un applauso, va. Ripassa poi il microfono. Abbiamo detto queste sono le basi per poi crescere in un futuro. Paolo, tu hai anche un figlio che fa sport, fa rugby, però voglio dire, una cittadina come Pove, ma in questo caso come Pozzoleone, hai visto quanta gente che arriva? Tante volte forse ci si rimane sbigottiti Sì. capire quanta gente che arriva. Sì, e non credo siano solo genitori e parenti dei ragazzi, ma lo sport è percepito anche appunto come divertimento, come fatica, come un'alternativa. Sì. In effetti, beh, ieri noi abbiamo avuto una giornata dello sport, magari il sindaco Calcio. Orio. Orio, tu da buon alpino, no? Poi faremo un'altra puntata, proprio settimana prossima andremo a vedere questa bella colonna sonora che ogni anno si riperpetua, no? Sugli alpini. Gli alpini questo corpo di regole, no? Anche di grande fratellanza tra di loro, perché sennò sarebbe un miracolo, cioè è un miracolo quello che ogni anno si trovano in 500.000 di persone. Voglio dire, i ricordi degli alpini per noi sono lontani, però continua questa volontà di reclamare un diritto all'esistenza. Come lo sport, gli alpini hanno qualcosa di simile, perché loro quando corrono, ognuno corre con le sue forze, con la sua esperienza, per cui si sa organizzare, e un po' l'alpino è così, il capitano o l'ultimo in coda fanno lo stesso percorso e il capitano deve pensare anche di portarli su tutti, quindi di dosare anche il passo, le cose, quindi si divertono insieme, soffrono insieme, nasce la solidarietà. Andrai a Piacenza, immagino. Andrò a Piacenza giusto per la giornata, per stare vicino ai nostri alpini del paese, ma anche per respirare quest'aria che fa bene. E parlando degli alpini e del ciclismo dello sport del ciclismo, insomma, vogliamo anche traghettare quei messaggi positivi che poi dopo aggregano non soltanto le famiglie, ma anche gli amici. Allora, noi dobbiamo salutare, mi è dato il permesso e lo faccio non volentieri di più. Sapete che, insomma, il Gran Premio Comunità Montana diciamo che come diritto alla competizione ha messo un alto diritto che è quello di Giochiamo Pulito. Franco, tu ti ricorderai, lo abbiamo inventato qualche anno fa, 12 anni fa se non sbaglio. Sì, se non ricordo male, Testimonial fu un grande campione del ciclismo su pista e anche dopo su strada, che adesso sta parlando alla mamma Rai, Silvio Mattinello. È vero, era un bel progetto e continuiamo a farlo. E siccome abbiamo ospite qua e nel pubblico la mamma di Filippo Bordin, io volevo tanto fargli un grande saluto a questo ragazzo che è stato poco fortunato, ma forse la fortuna è stata nostra di averlo conosciuto. Quindi facciamogli un applauso a Filippo Bordin. E sì. Ringrazio la mamma, io poi ho il cuore tenero. Il Giochiamo Pulito era proprio il progetto per far sì che venga riconosciuto anche l'operato, soprattutto lo sforzo, la fatica, perché forse a volte la fanno doppia di quelli che vincono, anche dei meno fortunati che continuano a praticare questo meraviglioso sport e a fare fatica in tutte le gare, non solo della Comunità Montana, e la Comunità Montana abbiamo ideato questo bellissimo premio che poi andava alla fine della kermesse, che poi era anche il premio più bello, e mi ricordo tantissimi ragazzi non molto fortunati che hanno vinto questo premio, e mi ricordo in maniera particolare Filippo, perché mi ha commosso tantissimo, perché non se l'aspettava. Eravamo, se non ricordo male, a Vastagna, e quando si è visto questa bicicletta, non lo so. È qualcosa che tocca. Rifacciamo un applauso a Filippo, sì, perché se lo merita. Era lassù, sicuramente ci starà guardando. E siccome noi siamo dei teneroni, la mamma sua mi ha detto che lo ha sognato e gli ha detto vai a trovare Nicola. Per sua mamma lo sogna spesso, come credo tutte le mamme giustamente devono sognare i propri figli che non ci sono più, e noi siamo veramente convinti che da lassù ci guarda Filippo, ci guarda e come, e deve guardare questa gara del Gran Premio Comunità Montana del Brenta, perché lui la amava veramente tanto, e quindi gliela dedichiamo proprio tutta a lui, a te Filippo.
I radiocomandi Rendevice sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. Rendevice, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi Rendevice sono insuperati per design ed ergonomicità. Rendevice, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazione di ogni genere. Rendevice, impulsi d'autore. E si apre il sipario nuovamente per il secondo appuntamento del Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Oggi si fa tappa a Pove del Grappa. Pove del Grappa, la patria degli olivi, ma soprattutto la produzione di olio di oliva più a nord del mondo. Pensate, qua si produce un olio sopraffino buonissimo e qua, oltre al comune e alla Proloco, hanno dato una grande mano all'Unione Ciclistica 2000 e poi dopo tutti loro, quelli che ci ospitano la carovana. Vediamo il presidente della Proloco che ha ospitato tutta la carovana dell'Unione Ciclistica 2000, perché anche questo, dare un supporto anche gastronomico alla gente che lavora in una gara complessa come quella del Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Pove, si sa, è una città votata allo sport, si muove bene, ha a mente una città diversa, una città moderna, ha in mente l'amministrazione una città dove anche l'aspetto delle luminarie della città possano essere compatibili con i giorni moderni, e anche adiacente alla misurazione dei rapporti che vediamo da queste immagini una piccola cittadella dello sport dove possono offrire non soltanto ai povesi ma chiaramente a tutti coloro che hanno voglia di aggregarsi nello sport dei campi da calcetto, da tennis, da beach volley, una vera e propria piccola cittadella dello sport. Qua la nota importante, tante ragazze, abbiamo circa 6 ragazze che sono venute a gareggiare, loro sono juniores, quindi la federazione permette di cimentarsi insieme agli allievi. Chiaramente gli uomini, anche se sono allievi, hanno quella marcia in più, perché a quest'età chiaramente anche gli allievi la massa muscolare è completamente diversa, quindi patiranno molto queste donne, però è importante poter anche a loro dare un accasamento ogni tanto, perché vista la penuria di gare votate proprio alle donne, quindi bisognerebbe fare veramente dei discorsi un po' sopra le righe. Ci piacerebbe che un giorno venissero qua gli interpreti, coloro che sono nelle stanze dei bottoni, a spiegarci cosa vogliamo fare di questo ciclismo, a aspettare, capire cosa vogliono fare per le donne. Tanto è partita la gara, sono 12 giri del circuito cittadino, un bel circuito dove vede la prima asperità, che è questa, con tantissima gente che oltre ai direttori sportivi anche curiosi, pubblico, semplici sportivi sono venuti a vedere questa gara, che insomma, anche se per categoria allievi, vedremo poi nelle prossime tornate quanta gente c'era proprio su questi tornanti. Abbiamo tante squadre, 137 gli iscritti, 121 i partenti, abbiamo l'Ausonia Pescantina, il Dino Oliviero, la Rosa Molino di Ferro, Giorgione, il Club Borgo, Veloce Club Borgo, il Bici Sport, il Cipollini a Salistefen, poi abbiamo il Club Ciclistico Gardolo, il Fiumicello, Ciclinting Mainetti, la Liseo Group, Girelli Cicli da Rosa Mobili, Mendel Speck, Rotto Galespe, poi abbiamo la Vecchia Fontana, una donna, e questa è Martina Tosin, poi abbiamo lo Springvidor ed il Soligo, la Valle di Cembra, Valle di Non, Monte Corona, il Battistel, Veloce Gal Bassano 1892, Veloce Gal Città di Marosti, Gesolano Stella 81, intanto vediamo le prime scaramucce e intanto qua un piccolo incidente, nulla di grave anche se si è temuto veramente qualcosa di più, ma sono cose che capitano, quando capita ma che poca concentrazione, succedono questi capitomboli. Abbiamo detto, poi conclude il Veloce Club Schio 1902, abbiamo detto per quanto riguarda le donne juniores ce n'erano 6, andiamo a citarle perché è giusto che sia così. Abbiamo la Sharon De Vicari, poi Gencarelli Adelin, Hanna Santifaller, poi ancora abbiamo la Elisabetta Giop, la Matilde Giordani, e quindi queste sono le donne che hanno raccolto l'appello dell'Unione Ciclistica 2000 per venire a gareggiare insieme ai maschietti della categoria allievi. Chiaramente pagano pegno,
molte si sono già ritirate dalle prime battute, anche perché qua i ragazzi hanno subito espresso una media veramente importantissima. Vediamo anche con il dorsale 55 un primo tentativo di caccia è Samuele Battistella dell'Aliseo Giorgione Group, che cerca di andare via, però certo questo è un percorso che non è che si presti molto alle fughe solitarie. Verrà sicuramente riassorbito, verrà riassorbita la sua azione, perché dietro non ci stanno, c'è il Postumio 73 quest'anno che prima con Zecchin e oggi ha veramente tanti interpreti, non soltanto Zecchin ma anche Nicolas Dalla Valle, che vogliono mettere il muso davanti a tutti, ma anche il Veloce Schio 1902 non ci sta a lasciare il piatto al Giorgione, perché si sa, è temibile questa società, il Giorgione è la gloriosa, una società che ha più di 100 anni e vuole fare bene, e quindi è un po' l'avversaria tenuta sotto controllo, come quando succedeva nella preistoria all'Inter, che tutti quanti la temevano e la tenevano sott'occhio, quindi davano il massimo quando si giocava contro l'Inter. Adesso invece non è più così, mentre il Giorgione rimane una gran signora società. Ma abbiamo anche un bel Faresin Edoardo Francesco del Veloce Bassano 1892, che è un molto tattico, non spreca energie, sa esattamente leggere in maniera intelligente la corsa, ma anche Moro Michael della Godense Rotogal e ancora Fabio Visentin del Giorgione, che sta dando una grande mano. Vediamo, ci sono dei tentativi di fuga e vediamo sempre che il Giorgione mette sempre qualcuno davanti per cercare di rompere il ritmo, per cercare di andare via. Qua è una fuga a due, anche questa credo che non possa andare veramente in porto, perché chiaramente sono troppo pochi. Questo è Cristian Favero, ma vediamo che subito dal gruppo si staccano quelli che dicono no, andiamo a riprenderli, perché le squadre che comandano sono il Postumia, lo Schio, anche il Chicken Team Mainetti, e quindi vanno subito a ricucire il gap che si è venuto a creare nelle fasi diciamo più importanti della gara. Vediamo molla anche di pedalare l'atleta del Giorgione Samuele Battistella, che è in testa della corsa da parecchio, molla un po' perché qua ha capito che non ce n'è per nessuno. Chiaramente il gruppo sta andando a una media veramente vorticosa. Io ero dietro con i direttori di corsa Bonato e vedevamo veramente che c'erano flotti di corridori, da 6 a 7 corridori, che dovevano togliersi il numero perché erano oramai distanziati anni luce dalla testa della corsa. Come sempre affascinante l'arrivo dell'Unione Ciclistica 2000. Intanto mancano 8 giri alla conclusione, si aggiudica il traguardo volante giustamente, e quindi Battistella adesso dice ho fatto il mio traguardo volante, riesco a mettere un po' di punteggio e lascio adesso che vadano gli altri. Vanno gli altri, di nuovo si raggruppa tutto il gruppo dei migliori, vediamo lì davanti Faresin, vediamo con il dorsale 121 e si tratta di Giordani Carlo Alberto dell'Isolano Stella 81. E ancora lì il 55 che ha fatto uno sforzo incredibile, è sempre lì davanti Samuele Battistella, bravissimo questo corridore che non molla mai. Abbiamo detto è sempre bello vedere ancora il 108, vorremmo citarli tutti questi ragazzi, sono adorabili. Ancora Francesco Edoardo Faresin, figlio d'arte, il Veloce Bassano veramente con tanti corridori, 7 corridori, insomma è una società quest'anno che vuole fare veramente bene. Abbiamo visto che anche nelle categorie giovanili si sta mettendo molto in luce e sta creando anche un bel siparietto per quanto riguarda la categoria allievi. Abbiamo visto Lorenzo Pellino dell'Ausonia Pescantina, e qua tutti in gruppo. Questi sono un po' i reduci, circa una quarantina di corridori che stanno tenendo duro su queste piccole rampe, perché adesso c'è una deviazione verso destra e dopo un grande rettifilo c'è di nuovo questa salita, un'asperità che non è molto importante, è circa 250 metri, ma ripeterla 12 volte è veramente molto. Intanto vediamo, guarda quello che dicevo prima, tanta gente, e chi è che dice? Io adesso non voglio dire, ma una cittadina come Pove, di solito non c'è nessuno, Cipriano Camello lo vediamo, lo abbiamo visto prima, e questa se non è passione, vanno a vedere nelle fasi più importanti, le fasi più affascinanti del ciclismo, e sono queste, sono i Gran Premi della montagna. E quando mai c'è tanta gente in una cittadina come Pove del Grappa, specie la domenica, in questi tornanti? Anche questo è propaganda, anche questo è far conoscere un territorio, i declivi di Pove del Grappa, gli ulivi, ma non soltanto, le tradizioni, e insomma questo soltanto il ciclismo riesce ad esportarlo, e soprattutto il Gran Premio Comunità Montana del Brenta, che per veramente tantissimi anni
ha dato veramente dimostrazione di appartenenza alla Valle del Brenta. Diciamo che è l'unica tappa della valle questa che resiste, quella di Poveda del Grappa. Evidentemente gli amministratori hanno a cuore questa manifestazione e hanno a cuore anche l'Unione Ciclistica 2000, perché hanno capito che insomma grazie a questo tipo di trofeo si può far sistema e si possono creare quelle alchimie importanti di civis, la vera civiltà. Ne parleremo in studio, cosa vuol dire essere amministratore di una cittadina dove vuoi fare il bello della città, la città accogliente, la città che possa offrire delle opportunità a coloro che vengono in queste cittadine anche soltanto per un paio d'ore. Ed è volata quasi a ranghi compatti. E vediamo proprio una lunghissima volata, Mingardo Fabrello, ma è Dalla Valle, e Nicolas Dalla Valle, postume 73, Dino Oliviero che vince su Lorenzo Fabrello del Veloce Club Schio 1902, Matteo Mingardo, Cycling Team Mainetti al terzo posto, seguono Giordani Carlo Alberto, Isolano Stella 81, Faresini Edoardo Francesco, Veloce Club Bassano 1892, Zecchi Matteo che conserva la maglia di leader della classifica della postumia 73 Dino Oliviero, l'abbiamo visto esultare anche lui con Dalla Valle. Poi seguono Marchetti Moreno, BG Sport, Porcelli Timothy, Moro Michael e Visentin Fabio. Sarai sicuramente soddisfatto di questa splendida vittoria, percorso molto duro credo per i ragazzi allievi, si è visto 121 partenti, poco più di 40 all'arrivo e hai preso la curva in testa e non c'è stato niente da fare per nessuno, vero Nicola? Sì, innanzitutto ringrazio i miei compagni perché senza di loro non ce l'avrei mai fatta. E anche il mio compagno Matteo che aveva vinto la prima gara della Comunità Montana che mi ha tirato la volata e anche agli altri che mi hanno tirato in salita un grazie. Ecco. Lo strappo di Via Canova ha fatto molta selezione, l'hai sentito parecchio nelle gambe specialmente all'ultimo giro? Sì, l'ultimo giro neanche tanto, però quelli prima che erano scatti contro scatti la sì che l'ho sentito. Adesso vediamo il protocollo di premiazioni con prodotti tipici della terra veneta di Poveda del Grappa. Vediamo l'assessore e vice sindaco Paolo Gobbato insieme al sindaco Orio Mocellin che in pratica hanno dato il via a questa bella gara. Ricordiamo anche il trofeo che non era soltanto appartenente all'UC 2000 e al comune di Poveda del Grappa, ma anche del credito cooperativo, proprio il credito cooperativo che ha dato una mano agli organizzatori per mettere in piedi questa manifestazione. Quindi un ringraziamento vanno a queste persone, vanno alla Proloco che ha ospitato la carovana e tutte queste belle premiazioni con tutte le maglie che tra poco Alessandra Gazzola vi citerà per dare esattamente quello che è proprio il punteggio delle varie maglie. A te Alessandra. 36esima edizione del Gran Premio Comunità Montana del Brenta, a Poveda del Grappa. Passiamo quindi a vedere le classifiche insieme. Traguardi volanti, maglia gialla abbinata alla sella SMP. Primo posto per Battistella Samuele del Giorgione Aliseo Group con punti 10 e a pari merito Baggio Thomas e Guidolin Gianluca, sempre del Giorgione Aliseo Group con punti 5. Classifica del Gran Premio della Montagna abbinata alla Epoca. A pari merito del Giorgione Aliseo Group con punti 5 Battistella Michele e Guidolin Gianluca, del Veloce Club Borgo Smarzaro Daniel, del GS Mendel Speck Gemeanna Liviu. Classifica della combinata a squadra abbinata alla Granulati Dolomitici Peroglio. Terzo posto per il Veloce Club Schio 1902 con punti 24. Secondo posto per il Giorgione Aliseo Group con punti 47 e primo posto per il Postumia 73 Dino Oliviero con punti 63. Classifica generale abbinata alla Villiard Triestina. Terzo posto per Dalla Valle Nicolas del Postumia 73 Dino Oliviero con punti 20. Secondo posto per Fabrello Lorenzo del Veloce Club Schio 1902 con punti 21 e primo posto per Matteo Zecchin del Postumia 73 Dino Oliviero con punti 25. Amici di Scratch, per le classifiche è tutto. Noi vi diamo appuntamento con la terza prova il 30 di giugno a Loria con partenza alle ore 15. Da Alessandra Gazzola è tutto, arrivederci alla prossima puntata. Centro Revisione Autofficina Sandri è specializzata in revisioni di autocarri fino ai 35 quintali e oltre i 35 quintali. Con tecnici specializzati e attrezzatura d'avanguardia. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta.
Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Madonna che caldo, Madonna che caldo. È un caldo boia, sarà questo comunicazione importante. Il giorno 15 di maggio al Velodromo Rino Mercante ci sarà un gran premio particolare, tutti in pista, si chiamerà Trofeo Scratch, visto che compartecipiamo con Rino Piccoli. All'interno ci sarà una corsa a punti dedicata agli allievi che farà classifica per il Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Questo cosa vuol dire, Franco? Che anche la pista può giocarsela chi non va proprio benissimo in strada, un po' per celebrare Wiggins, no? La pista è importante ed è giusto dare anche un piccolo assaggio a coloro che vanno bene sui tondini. È chiaro che fa bene per completare determinate tecniche, è giusto che venga inserita nella kermesse della comunità montana del Brenta, e ci sono ragazzi che la stanno, mi diceva Rino Piccoli, che la stanno adoperando la pista, certo, e stanno tornando ad allenarsi anche in pista. C'è un tipo che io vedo da tantissimi anni, il suo nome è Tiziano Zanchetta, gli facciamo un applauso, che se si alza in piedi non si è mai chiamato Tiziano, ma si chiama Graziano Zanchetta. Alzati in piedi, Graziano. Si alza Graziano, che accompagna i ragazzi allievi, era qui a Pove già dalla mattina presto, perché lui viene a visionare subito la mattina presto, e quindi è grazie a lui, ma non solo a Graziano Zanchetta. Vogliamo ricordare, prima abbiamo sentito, ed è sempre un bel vedere, la Leonora che è cresciuta proprio nel nido della bici sport. Sono d'accordo che è un bel vedere. Ecco, ma dobbiamo ringraziare e fargli fare un applauso anche agli altri ragazzi, anche loro ex ciclisti, che non sono proprio un bel vedere. Hanno appena qualcuno appena terminato, qualcuno qualche anno fa, Marco Moro e Edoardo Tessarolo, che seguono Marco i ragazzi esordienti e Edoardo gli allievi, e il monumento bisogna farlo comunque sempre a Guerrino Polo, e i politici a Roma debbono ringraziare la Bici Sport, Guerrino Polo, tutta questa gente che si dà da fare per far crescere questi ragazzi. Sono d'accordissimo. Allora, sindaco, dimmi. Sì. Graziano è il famoso idraulico che ha scoperto Zurlo, il famoso scopritore di Zurlo, di che l'ha avviato al ciclismo. Il più grande corridore che avremo nel giro di pochi anni, sono convinto. Sarà un grande interprete del futuro. Orio, fa piacere, abbiamo fatto una bella copertina, Pove del Grappa. Ricordiamo, produttori di olio più a nord del mondo. Sì, è stata una bella giornata, aiutata anche dal tempo, perché in questo periodo non guasta. Poi credo che anche il paesaggio che avete ripreso, ricco di olivi, piante secolari, bisogna andare a vedere Pove, piante nuove che hanno invaso i nostri giardini, perché l'olio che viene prodotto a Pove è eccezionale. Voi non demordete, cioè volete proprio fare una città bella. Noi ci mettiamo del nostro, facciamo il Ma possibile. è vero che stai spendendo un mucchio di soldi per le lampade nuove? Beh, è un progetto che stiamo facendo. Per il momento teniamo un profilo basso. Speriamo spendendo poco e risparmiando molto. Esatto. Adesso va di moda ed è giusto. A proposito di olio, in autunno Pove sarà sede di una tappa del Girolio. Siamo soci di un'associazione che si chiama Città dell'Olio, e ogni anno un paese per regione dedica questa una giornata, e il tema sarà la dieta mediterranea e la cucina del territorio, per cui oltre a coinvolgere produttori, saranno coinvolti anche alcuni nostri cuochi, vedi l'associazione ristoratori Condussini e altri, per cui sarà un'occasione per parlare anche di questo prodotto e di far vivere il paese. Comunque io la prossima volta non ti invito più, mi hai tradito, una bottiglia di olio potevate portarla, insomma. Noi quelle del comune le diamo tutte in beneficenza, senza scuola materna, è vero, più beneficenze, fate un bel applauso a questi amministratori. Guerino, siamo in chiusura, io intanto ti ringrazio che ci hai fatto visita. Io dico sempre, monumenti bisogna farne tanti, no? E però purtroppo anche a livello federale i monumenti non sanno neanche cosa siano. Mi viene in mente una cosa, ci sono uomini che non sono replicabili e non si può replicare quello che loro hanno fatto. Mi viene in mente Germano Vialetto, è scomparso Germano Vialetto, Campolongo sul Beltre non si è fatta la gara, è scomparso Germano Vialetto e i bersaglieri della sezione di Bassano
ed è caduta e non c'è più nessuno. Sono stati uomini che hanno portato veramente avanti un grande nome e anche grandi azioni. C'è un bellissimo monumento proprio a Bassano del Grappa che evoca i momenti del ciclista, del bersagliere ciclista. Sì, dopo ti faccio intervenire, voglio dire, non ti senti a volte un po' lasciato solo, un po' incazzato, cioè voglio dire poco? No, io non mi sento solo per niente, perché noi alla Bici Sport abbiamo costruito un bel gruppo, tirato su da piccoli, diciamo, anche se c'è chi non era mica piccolo quando è arrivato alla Bici Sport, neanche Graziano, erano piccoli loro, ma sono cresciuti e per me è un'enorme soddisfazione vedere la continuità del lavoro che avevo fatto quando ero veramente solo all'inizio. Sai che c'è una storia, no? Di Gerusalemme, dove ci sono gli alberi dei giusti, e si dice che un uomo, ogni volta che un uomo salva un'altra persona, un altro suo fratello, piantano l'albero dei giusti, ed è una onorificenza importantissima. Io sono convinto che tu, con le tue azioni, insieme a Francesco Cecchini e a tanti altri, un piccolo albero ipotetico, e forse come metafora, te lo pianto io, perché sono sicuro che hai fatto qualcosa e qualche vita l'hai salvata. Quindi ti faccio fare un applauso, ma veramente di cuore, un applauso generoso. Allora, Orio, dimmi. Oltre a sostenere il calcio, che è un po' in tutti i paesi, tutto l'anno diamo i nostri locali per un gruppo di ragazzine che fanno ginnastica ritmica e che sono stupende e che sono già qualificate nazionali per ogni categoria di età, da bambine a signorine, e tutte sono in classifica nelle gare nazionali, sfidando Germania e altre. Questo nella nostra palestra del paese, gratuita, e pagando qualcosa alla provincia in quella grande. Inoltre proprio ieri c'era un saggio finale di ragazzi che usano i nostri locali per fare musica, e ci sono 10 istruttori e 100 iscritti, quindi perché secondo me coinvolgi i giovani nello sport è bene, ma anche in altri hobby che possono avere, perché la musica, la ritmica, quindi cerchiamo di cultura e sport. Ecco, quindi... Allora noi abbiamo esportato un po' di civis, oppure dei modelli comportamentali, Paolo, che sono questi poi, insomma, alla fine dei conti. L'esempio personale. Esatto, perché poi mi fanno incazzare una cosa, siamo in chiusura, quando dicono che il genitore è il mestiere più difficile del mondo. Allora, io credo che il genitore non è un fabbro, non è che si impara il mestiere. Un genitore non è che fa il fabbro, o fa il piastrellista, o il tornitore, o il fresatore. Essere genitore è una vocazione, c'è chi ne ha di più e c'è chi ne ha di meno. In questo caso e in questa trasmissione, la maggior parte delle volte, abbiamo ospitato e ospitiamo figli e genitori con la vocazione, e quindi questo è un termometro da infilare, da farlo funzionare a quelle persone che continuano a dire che il genitore è il mestiere più difficile del mondo. Non è vero, e qua ne abbiamo un bel esempio. Io intanto ringrazio te, Franco Tesoro, di essere stato con noi, che anche tu sei un figlio che sì, gira, no? Il nostro termometro è molto alto, il mercurio sale molto alto, oltre i 42, perché queste piccole pesti è difficile anche tenerli. Insomma, ne avete tanti. Grazie Orio Mocellino, ci vediamo per la prossima puntata di O Bianco o Nero, parleremo degli alpini, e poi chissà che facciamo una replica. Paolo, grazie per essere stato con noi, vice sindaco di Povega. Ti chiamerò il sindaco lampadina, guarda, secondo me. Tra poco mi dovrai dire questo progetto. Aspettiamo. Guerino, grazie per essere stato con noi. Un applauso che fate al vostro presidente. Dopo. E grazie anche a te, Francesco. Grazie a te. Questa casa è la tua casa, è la casa di coloro che hanno voglia di parlare di ciclismo. Basta venire e poi oltretutto non lo facciamo nemmeno pesare, e non vogliamo no, 10 euro a testa potete lasciarli, perché per carità sapete che diamo 10 euro a testa a tutti. Grazie Eleonora, sei bellissima. Quando vuoi venire qua anche a dire qualche cosa di tuo, avrei piacere. Un applauso anche a lei e anche ai ragazzi, e un applauso anche a voi. A settimana prossima, Ale, ancora di più.